Scusate, approfitto di una pausa respiratoria, anche perché così nel frattempo leggo attentamente questo cartello. Va bene, ho preso il respiro, ci proseguiamo. Aspetta che ora tremerà la telecamera perché devo tenere il manubrio con 2 mani, scusatemi Purtroppo ve la dovete assorbire tutta così perché è un percorso impervio, quindi non emulateci piuttosto i ragazzi che vogliono fare esperienze, prima si appoggino a Pensiero Stupendo che abbiamo le nostre esperienze. Guardate qua c'è proprio, oh madonna mia, una cosa pazzesca, c'è, con l'esperienza ho scoperto che si deve mettere così uno, perché se mi metto così ad esempio è bello, però ho notato che spesso non si vede la faccia, vero? Ecco. E questo grazie all'esperienza, ragazzi. Ecco ragazzi, per farvi vedere la panoramica mi stavo stramazzando qua in mezzo, mannaggia, beh, ora un'altra riposata, perché ora di nuovo dovrò mettere di nuovo per forza la mano sullo scelto, perché guardate cosa ci affronteremo tra poco ad intraprendere. Quindi meditate gente, perché tra poco, tra qualche istante scenderemo qua in diretta live senza montaggio di tagli. Questa è la Gela Recente. Poi tutto questo qua, quello là sopra, il fungo, tutto, questa è la Gela Recente. Bene, ci affrontiamo a quella temibile discesa ripidica che vi avevo preannunciato poco fa. Se ben ricordate, vi ricordate che dovevo mettere, va bene dai, tutte e due le mani. Marò. Beh, ce l'abbiamo fatta Sergio. Ma tu non ti ho visto in diretta, me lo potevi dire. Scusate. No. Non problema, è scivolata solo la telecamera. No, questa Sergio me la faccio io. No. Non ci siamo. Sergio se la sente, ma io con la telecamera no. Quindi questa. Qua non c'è bisogno di farlo con l'esperienza. Ma dopo cosa può calare? E allora perché becca calammo, dai. Becca penso di sì. Vabbè, se tu vuoi allora aspetta, così la riprendo da giù. Dai, va. O ti scandi che te il samazzo e fai malafiura. Ah, ho capito. Vabbè. Però se ti senti io sta calando piano piano qua, Oh ragazzi, guarda, me la sono vista pietre, però guardate cosa c'era se cadeva. Colli di laniera che proprio, guardate cosa c'era. Speriamo che, perché l'ho preso con la ruota. Pazienza. E questo per colpa dello sversamento. E poi, vedete, questi sono tutti lo sversamento e questo è le conseguenze
dello sversamento che ha fatto l'ANIC ieri sera. Questa è tutta la conseguenza sua. E anche un po' anche dell'Espresso, perché anche l'Espresso ci colpa per questa notizia che è di 30 anni fa pure questa, cioè non buono venire se vengono qua per fare la fotografia di un'immondizia che ha 30 anni, cioè non è giusto fare la fotografia a una immondizia che ha 30 anni, cioè guardate, c'è bisogno che ci fai la fotografia. Non è giusto, devi fare la fotografia della gela recente, che è questa. Questa è la gela recente. Il versamento, guardate. Questa immondizia qua ha 30 anni. Non vuoi venire qua. E ora noi siamo qui che praticamente ci faremo. Ecco, questa è una medusa. Va bene, finora avete visto quei due bei pezzettoni. Qua c'è una patella piena di catrame. Qua questo dovrei verificare, ma diciamo che per adesso non è catrame, però un numero, perché ci dobbiamo attrezzare con un bastoncino, perché ecco qua meduse tutte strapiene. Qua un esperto ci potrà dire. Non dire, vedi che sei in diretta. Petroliane. Va bene? Petroliane. Sei in diretta, Sì, facendo signore. un servizio. Ecco, proprio come a dire, catrame. dai. Bene, trovate il primo pezzo. Trovate il primo pezzo e ci troviamo qua. Sì, forse vengo. Sì, lo so. Niente, questo mango io prima arrivo all'Anic catrame, e poi signore. vicino. Dai, bene? se no si spara la batteria da telecamera. Ne sentemmo. Ah? Alle 5. Ciao. Una mela. Sì, Vitalemi, almeno fisso. Ciao. Ne approfittiamo per riposarci, che vi faccio vedere una curiosità. Una è che guardate cosa ho escogitato per mettere il cavalletto qui, e l'altra è questa cosa qua. Questa cosa qua in realtà sembra un'alga, ma qui dentro vedete, la buttiamo a mare ma non si salva. Qui, lì dentro c'è una manta, proprio così, signori, una manta, e la nostra manta ci ha portato pure la fortuna di un altro pezzettino di catrame. Qua c'è un altro pezzo di catrame, ora ve lo vedete, ecco, vedete, un'altra uova di manta, guardate. Va bene, io me ne frego e passo in mezzo all'acqua, vediamo che succede. Niente, non è successo niente. Sergio, io vado lanciato, poi mi dai un po' d'acqua che l'ho dimenticato. Peccato che c'è la spiaggia strana, dovuta sicuramente al forte vento dell'ultimo periodo, le mareggiate. Guardate, infinità di meduse. Un esperto continua a ripetere, ci dirà. Durante una cacata di delfino. Niente, io Shanghai al re. Mi sa che, ragazzi, batteria o no, mi sa che dobbiamo arrenderci. Purtroppo i miei primi 40 anni sono, diciamo, già stanno iniziando i prossimi, sembra se si ripeteranno. Sergio, che ne dici? Ci arrendiamo? Perché sarebbe questo il punto di non ritorno, perché lì possiamo uscire. Che dici? Niente ragazzi, noi ci arrendiamo. Abbiamo trovato un po' di pezzi di catrame. Nel mare sembra che non ce ne siano. Ora comunque, guardate, non mi avvicino perché, ma se vedete c'è un grumulo di immondezza lì.
andiamo. Nel frattempo guardatevi la vera Gela. Ecco i carcarazzi, non lo so se sono i carcarazzi. Scusate, ma devo mettere di nuovo le mani tutte e due, perché c'è una salita di sabbia, come potete vedere. Accidenti, ce n'è un'altra pure là. Ci picchia. Non vedo l'ora che Saro Crocetta fa i pannelli solari, e così ci facciamo tutte le biciclette elettriche. No, io in realtà volevo arrivare fino a Tropico Med, no? Così uscivamo di lì e poi, diciamo, gli facevo, come dire, una specie di, come, però in modo pulito, tipo Fabrizio Corona. Ci dicevo, come, ce le dai 2 birrette e noi facciamo vedere che siamo usciti da te, ci hai dato le birrette dopo tutta questa fatica. Perché secondo me l'avrebbe fatto Giovanni, solo che purtroppo a coscio delle birrette noi ci siamo arresi. Pazienza. Oh, io sangaio. Ma canna e mannesce, se? Bene, come vedete ce l'abbiamo fatta a raggiungere la civiltà, chiamiamola civiltà. Ce l'abbiamo fatta. Un po' d'acqua mandate. Cosa fanno? Casomai poi allinghiamo da fontanella. Minchia, chi si abbottiglia chi da con si sa come. Bene. Ora ci andiamo a sedere, vediamo se ce la fa la batteria, ci andiamo a sedere un attimo sotto il palco di Vizzo. Chi è Vizzo? Vediamo se poi riesco a farvelo vedere, se lo trovo, speriamo. Ora ci andiamo a riposare e questo stasera è un evento siciliano, non è gelese, è siciliano l'evento. Come potete vedere la bicicletta è tutta rovinata di sabbia, questo lo sappia pure Leni, se con le bonifiche, oltre a sponsorizzare le feste e gli spot promozionali, se mi può fare una bella lucidata del carrozziere alla bicicletta. C'è un posto, ci possiamo sedere un attimo senza consumare. Roberto, vediamo se coglie l'attimo. Roberto, come potresti concludere un servizio che non sai? Concludendo.
Ciao. Stai streamando? Bella questa iniziativa, e vi annuncio in anteprima che per settembre ci sarà quello per Luciano Bellomo. Sempre su questa piazza a settembre. Come ci possiamo dare? Io già ho capo soprano. Che dice? La serata al Marabù. Tu mi fai levare tipo un 5-6 prevendite, il biglietto omaggio te lo do per te e tua moglie. Maria no, questa no. 5-6 prevendite, capito? Ogni biglietto? Io non ci sono. La prevendita è 5 euro e 20 euro là. 20 euro no. E quando è la prevendita? 5 euro. Ciao Marco! 5 euro. Ok, vince. Come becco qualcuno io ti faccio. Lo dici ai ragazzi, se mi vuoi telefonare direttamente a me come preferisci, va bene. o io te li giro a loro. Ok. Tu il numero di Armando ce l'hai? Sì. Allora, ora io eventualmente ti specchio. Ma sto arrivando. Beh, che sono? Ah, lo va. Inizia. Ciao. No, non lo preoccupare. Oh, dice, a posso mandare che a televisione, no? Ma stai facendo A programma? provare, posso mandare? Mandala, però che gli mandi? Chi sa che La pubblicità della serata? Che giorno è? Ho la Che giorno è? telefonata con mia mamma. Che giorno è? Ma stai inquadrando Oktoberfest? L'Oktoberfest del No, 2004. Ah, Questo è sabato, 1 sabato ottobre. questo? Sì. Compro. Ah, questo. Questo Vieni che che non viene. so, non faccio se ci fatto. Mo fammi la birra, fammi la... Aspetta che te la faccio vedere. Ma quando vai in onda? Non so, vorremmo se Vabbè, allora. faccio qualche minchiata prima di questa settimana. Allora io a sto punto. Vabbè, però la prossima settimana non la mandi. La famosa. Se no, per non la ha prossima senso. settimana. Sono cose. Allora ne approfitto. Boh, È un seratone. Ehi!